Hai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Antonino, a te la linea. Grazie cara Castellana Sveva che mi permetti di essere in onda stamattina. Ebbene sì, Pier Vittorio Scimia è stato rapito dagli alieni e quindi stamattina ci sono io al suo posto in sostituzione. Lo ritroverete sabato prossimo, sempre che riesca a tornare da Marte. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, sabato 1° marzo dell'anno del Signore 2025. Saluti anche ai miei compaesani di Vibo Valencia, oggi è il nostro santo patrono, San Luca da Corleone. E con questo abbiamo fatto scopa. Detto ciò, cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, le rassegne stampa di Semivarin, videopillole e molta altra bella robetta ancora. Le coordinate a cui incrociamo: 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, oppure 029294 7222 se volete intervenire attraverso il telefono quando lo dirò io. Oggi non ci sarà il garage dell'Alfista, andiamo dritti fino alle 10, per cui avremo modo di aprire il telefono. Intanto però, se volete, cominciate già a commentare il fatto del giorno, che è su tutti i giornali di stamattina, la rissa televisiva di ieri sera tra Trump e Zelensky, che vi abbiamo raccontato in diretta. A proposito, Sveva, buon lavoro anche a te, buon sabato. E in particolare
gli sviluppi che poi ci sono stati nella notte, perché i giornali naturalmente non riferiscono quello che è successo verso l'una, perché verso l'una di notte, che erano le 19 in America, Zelensky è andato poi alla Fox News, che è una televisione schierata pro-Trump, la televisione diciamo più repubblicana che ci sia in giro, e ha chiesto scusa, insomma, ha detto che il rapporto con Trump non è il rapporto tra due presidenti, ma tra due nazioni, è un rapporto di grande amicizia da sempre e quindi di conseguenza, insomma, tutto sommato, come la canzone iniziale che avete ascoltato, che era appunto Jimmy Roselli, Simma Napoli Paesà del 1977, quindi possiamo dire che ieri sera il buon Zelensky si è cosparso il capo di cenere dicendo anche insomma che ringrazia sentitamente il popolo americano e ha detto loro scurdammoci passate sim Washington Paisa, ora vediamo se Trump se la beve oppure no. La mia sensazione, per quello che lui dice di sé nei suoi libri sulla mediazione, è che la prossima volta che Zelensky si ripresenterà alla Casa Bianca dovrà stare soltanto zitto, muto e accettare qualsiasi cosa, qualsiasi, anche solo dover fare 3 flessioni davanti a tutti. E allora, ladies and gentlemen, andiamo a vedere che cosa c'è sulle agenzie, poi vediamo le prime pagine dei quotidiani di stamattina. L'ANSA, speranza di pace, il PKK annuncia il cessate il fuoco con la Turchia dopo l'appello del leader Abdullah Öcalan. Poi lo scontro, Trump, l'Ucraina deve essere guidata da chi è pronto alla pace, Zelensky, l'aiuto degli USA ci serve, ma vogliamo garanzie, l'UE si schiera con Zelensky, siamo con te. Il ricovero del Papa, broncospasmo per il Papa, non è intubato, però ha la mascherina, scriveva ieri notte la CNN, la prognosi resta ancora riservata. Le misure del Consiglio dei Ministri, Meloni 3 miliardi a famiglie e imprese contro il caro bollette, l'inflazione di febbraio sale all'1,7% spinta dai prezzi sull'energia. Andiamo a dare adesso un'occhiatina invece alla BBC, la BBC ovviamente apre con questa diretta fiume web che sta facendo da ieri sera. Sostanzialmente Zelensky sostiene che questa discussione con Trump non è stata una bella cosa, ma la relazione tra i due paesi può essere tranquillamente salvata, dice lui. Ora vediamo se la cosa può succedere oppure no, insomma. Intanto vi volevo dire dell'intervista di ieri notte di Zelensky alla Fox, che è qua, devo andare un poco indietro perché naturalmente è successo quando in Italia era l'1:30 del mattino. Tra l'altro, come sapete, è filtrata la notizia che addirittura terminata questa lite in separata sede alla delegazione diplomatica ucraina si è detto molto semplicemente ragazzi ora ve ne potete andare perché non abbiamo assolutamente più niente da dirci. Va bene anche il jingle per le 8:30. Io adesso vorrei trovarvi questo resoconto dell'intervista notturna per l'orario italiano di Zelensky alla Fox, nella quale appunto ha cercato di, come possiamo dire, gettare un po' di acqua sul fuoco, ma naturalmente la cosa non sarà assolutamente facile. Ecco qua. Allora, nell'intervista, riferisce la BBC, alla Fox News, Zelensky, subito dopo la lite, ha detto che, insomma, ha fatto una breve richiesta di scuse dicendo non sono sicuro di che abbiamo fatto qualcosa di cattivo, ma ha anche preso l'occasione per ringraziare gli americani e Donald Trump, rispetto il presidente e rispetto il popolo americano. Inoltre, secondo Zelensky, la discussione che è avvenuta davanti alle telecamere di mezzo mondo nell'ufficio ovale non è stata un granché, non è stata una buona discussione, ma dice di avere fiducia del fatto che la sua relazione con Trump può essere recuperata. Questo perché sono
relazioni che vanno oltre i due singoli presidenti, sono relazioni storiche, relazioni molto forti tra i nostri due popoli. E ancora a Zelensky è stato chiesto se si dimetterà, lui ha detto che non sarebbe una buona idea, questa decisione può essere presa soltanto dal popolo ucraino. Tra l'altro Zelensky ha chiesto che insomma Trump sì, oggi gli ha detto sostanzialmente che ieri gli ha detto che sostanzialmente vuole stare in una posizione equidistante tra le parti, però l'Ucraina vorrebbe che Trump fosse più dal nostro lato che in una posizione a metà tra le due parti. La Russia ha portato questa guerra nel nostro paese e loro non sono nel giusto. Loro non rispettano la nostra dignità e la nostra integrità territoriale. Però dice anche che sostanzialmente gli ucraini sono pronti alla pace e aggiunge che è per questo che era venuto in visita alla Casa Bianca, ma aggiunge pure che il paese ha bisogno di garanzie sulla sicurezza. Non posso dire soltanto stop, noi vogliamo una pace giusta e possibilmente duratura. Insomma, ha cercato di metterci una pezza, ma io ho l'impressione che The Donald non se la berrà molto facilmente. Le 8:22 minuti e 23 secondi, diamo un'occhiata allora alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Poi tra l'altro c'è un altro fatto. Può darsi che l'Ucraina non sia così ricca di terre rare come si dice, perché a quanto pare le stime sono state fatte su vecchie carte topografiche, per cui immaginate qua che carosello che viene fuori. Va bene, cominciamo con Avvenire. I temi di oggi saranno ovviamente Trump-Zelensky, la salute papale, il decreto sulle bollette, il nucleare e poi vedremo un po' di sentire anche che cosa ha detto Claudio Borghi sui dazi e eventualmente vi racconterò una storia di mala sanità. Comunque, l'Avvenire, appunto il quotidiano dei vescovi, il fatto, shock nelle capitali europee, solidarietà al presidente ucraino, l'obiettivo però è di non rompere con l'America. Lo schiaffo di Trump a Washington, l'incontro con Zelensky diventa una lite furiosa in diretta TV, niente accordo, l'imboscata con Vance, le accuse non dici mai grazie e la cacciata dalla Casa Bianca di spalla, il bollettino, nel pomeriggio applicata la ventilazione meccanica non invasiva, broncospasmo al gemelli, affetto e preghiere. Per il Papa le misure del governo, caro bollette sia al decreto e un passo verso il nucleare. Pichetto Fratini, il ministro dell'ambiente, dice che entro il 2030 i primi impianti potrebbero entrare in funzione. L'allarme, i pedofili ora usano l'intelligenza artificiale, arresti in tutta Italia. Tecnologie adolescenti, più poveri, più connessi all'effetto smartphone. E poi De Gasperi, primo passo verso la beatificazione, il padre dell'Europa verso gli altari. Il Corriere della Sera, Corrierone, eccolo qua. Trump urla e rottura con Zelensky, il presidente ucraino umiliato, Mosca esulta, Macron, la Russia è l'aggressore, Meloni no a divisioni, ora un vertice Stati Uniti-UE, scontro in diretta in TV alla Casa Bianca, il leader USA vattene e torna quando sarai pronto. Di spalla Gian Guido Vecchi, vaticanista del Corriere, il Papa al Gemelli, nuova crisi respiratoria in ansia per Francesco. Ancora di spalla, luce e gas, 3 miliardi contro il caro bollette, il decreto aiuti a famiglie e imprese, le misure. Il Fatto Quotidiano, giochi con la terza guerra mondiale, Zelensky cacciato da Trump, parola per parola, sei un ingrato, non hai carte, io non gioco a carte, torna quando sei pronto alla pace. Qui fanno la faccia feroce, con Trump sono tutti moine ed elogi, Macron e Starmer, leoni in Europa, agnellini a Washington. C'è anche chi commenta l'atteggiamento di Trump dicendo che sostanzialmente è un atteggiamento, tra virgolette, mafioso. Il Giornale, clamoroso scontro allo studio Ovale, Trump caccia Zelensky, lite in diretta TV, Donald minaccia il presidente ucraino, giochi con la terza guerra mondiale, torna quando sarai pronto, Mosca esulta, Meloni subito un vertice, USA Europa, il capogruppo leghista Molinari, poi vedremo che cosa dice, la Lega resta filo Donald, noi coi deboli lasciati soli. Fotonotizia, centropagina,
La salute del Papa, vomito e crisi respiratoria, torna l'ansia per Francesco, in 24-48 ore si capirà se c'è stato peggioramento, poi via libera del governo al decreto, bonus bollette fino a 500 euro a famiglia, 3 miliardi di aiuti per privati e imprese, ok anche al nuovo nucleare. Nuovo sportello, Germania shock, spiate i parenti complottisti. Il Tempo, che è anche il momento più divertente della rassegna stampa grazie a Osho, Il Tempo, trampanato, un titolo geniale. Scusate, ve lo rileggo. Trampanato. La visita di Zelensky alla Casa Bianca finisce con uno scontro, il presidente ucraino alza i toni nella sala ovale, Trump lo liquida, giochi con la terza guerra mondiale, torna quando parlerai di pace. E le reazioni, Meloni lancia un vertice USA-UE alleati, non dividiamoci e siamo tutti più deboli, da Ursula a Macron, sostegno all'Ucraina. L'intervento, l'analisi di Roberto Arditti, caro Zelensky, hai sbagliato proprio tutto. Se mi posso permettere, sono d'accordo perché tu non puoi andare da un mediatore, per quanto interessato, ma poteva essere pure Madre Teresa di Calcutta, il problema non è questo. Non puoi andare da un mediatore e dirgli sì, va bene, trattiamo con l'altra parte. Però prima di trattare con l'altra parte, io preciso che non faccio nessuna concessione e che in ogni caso Putin è un cornuto e tu devi essere d'accordo con me sul fatto che Putin è un cornuto. Allora è chiaro che tu impedisci una mediazione così perché salta, perché Putin può legittimamente dire benissimo, prima volevate trattare con me, ora viene questo qua e pone le condizioni, sapete che c'è, non mediamo una mazza, arrivederci e grazie. E infatti il rischio è proprio questo, e lo stesso Trump ieri gliel'ha detto, tu avevi one damn good chance, una sola fottuta possibilità di chiudere questa cosa senza che tu ti facessi male, e ora sono problemi tuoi. Quindi attenzione, perché questa è una telenovela che deve veramente sperare Zelensky che Trump gli faccia la grazia stavolta. Il leader della Lega, Salvini, sta con Trump, l'obiettivo è la pace, basta con questa guerra, il Papa al Gemelli, torna l'ansia, crisi di broncospasmo, 2 giorni per capire se c'è un peggioramento, il tempo di Osho, video di Giorgia sulle bollette, aiuti per 8 milioni di famiglie, e c'è Giorgetti che si volta verso la Premier e le dici: mo glielo dici te a Matteo che per trovasti i soldi amo tolto una corsia al ponte. Date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica, Trump agguato a Zelensky, drammatico scontro in diretta TV, il presidente USA e il vice Vance contro il leader ucraino, fai l'accordo o sei fuori. Dopo gli insulti, non sei molto intelligente, lo cacciano dalla Casa Bianca. La replica, qui non per giocare a carte, esulta il Cremlino, la solidarietà dei vertici UE, Meloni, no a divisioni. L'America non c'è più, il commento di Massimo Giannini, in Vaticano nuova crisi respiratoria per il Papa, il decreto, caro bollette aiuti per imprese e famiglie, e poi valanga di adesioni alla proposta lanciata su Repubblica da Michele Serra, scrive questa lettera Elly Schlein, sia una grande piazza per l'Europa. La Stampa, la guerra dei nervi, eccoli qua mentre discutono, violento scontro alla Casa Bianca, il presidente ucraino, non sono qua per giocare a carte, Trump ci porti al terzo conflitto mondiale. Colloquio con Francesco Lollobrigida, Meloni, un vertice tra Stati Uniti, Paesi UE alleati, Russia, sanzioni dannose. Chiudiamo questa prima parte con la guerra Trump-Zelensky sulla verità, giochi con la vita di milioni di persone, scontro senza precedenti alla Casa Bianca in diretta TV, il presidente USA caccia l'ucraino, irrispettoso, torni quando è pronto per la pace. L'indagato dopo gli affari col Covid, aiutiamo Conte, così parla l'avvocato di donna, sotto inchiesta per traffico di influenze, al telefono con Alpa, maestro di Giuseppi, i contatti con Arcuri, il fascicolo dorme in procura, poi il reato cambia, ira di Fazzolari, in commissione emergono cose scandalose e nessuno le racconta. Libero, rissa alla Casa Bianca, dalla pace alle sberle, Zelensky si presenta a Washington, furiosa lite con Trump e Vance, Putin brinda, Meloni subito un vertice con Stati Uniti, UE e alleati. Sono le 8:30, pausa e meteo.
La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. A te la linea, Antonino. Va bene, le 8:31 minuti e 30 secondi, il meteo è un po' così così. Tornando a noi, continuiamo la nostra rassegna stampa con Italia Oggi. Eccola qua, abbiamo l'apertura di stamattina. Il fisco tassa la cessione dei dati, dopo Mete X sono in corso molte altre verifiche. Sarà applicata l'IVA al 22% sul passaggio delle informazioni degli utenti che si registrano alle piattaforme digitali. E poi vi dicevo il servizio di Alessandra Ricciardi, bravissima come sempre. Contro verità, le terre rare in Ucraina sono scarse. Abbiamo poi il diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi. Immaginate due ciclisti impegnati su una salita durissima, al termine della quale c'è il traguardo, la vittoria o la sconfitta. Entrambi impegnati allo spasimo, ogni colpo di pedale è una sofferenza indicibile, il cuore martella ai massimi da troppi minuti, tutti i muscoli bruciano e urlano di smettere questa tortura, il traguardo sembra non arrivare mai, entrambi stanno per cedere ma resistono con la forza di volontà della disperazione, ciascuno dei due pensa che certamente non riuscirà a tenere questo ritmo fino al traguardo, è impossibile, ma tira avanti ancora un altro colpo di pedale. A un certo punto uno dei due cede, rallenta vistosamente, allora l'altro ritrova energie che non sapeva di avere. Gli sembra di volare, sente la vittoria vicina, aumenta addirittura l'andatura. Miracoli della psiche umana. Ricordiamocelo quando la vita sembra contro di noi, quando ci sembra di non farcela più. Abbiamo poi Roberto Giardina, gli attacchi antisemiti in Germania alimentati da estremisti islamici e da giovani tedeschi. Andiamo a vedere il Quotidiano di Sicilia, che apre invece con la sanità nel meridione d'Italia, il Ministero della Salute, allarme rosso al sud, Sicilia e Calabria tra le peggiori d'Italia, livelli essenziali di assistenza, al nord primato positivo, il Mezzogiorno ancora bocciato. Fatti regionali, la Presidente Carra, riforma, c'è il rischio di poter perseguire solo una piccola parte degli illeciti erariali, si apre l'anno giudiziario alla Corte dei Conti, positivi gli ultimi dati sulle casse della Regione. Torniamo adesso ai quotidiani di stamattina e naturalmente, ça va sans dire, noi adesso andiamo a dare un'occhiata insomma alle reazioni riguardo a questa rissa televisiva Trump-Zelensky, a cui è seguito, come vi dicevo, questa notte, diciamo così, il modo, questo tentativo di ricucire la cosa. Ecco, voi che ne pensate? 340-670-9659, da questo momento mandate le vostre zappe perché mi interessa il vostro parere. Il Corriere della Sera intervista Ian Bremmer, che è un politologo americano, fondatore e presidente del think tank Eurasia Group, e Bremmer, insomma, gli viene chiesto che cosa ne pensa di questa vicenda e lui dice, rispondendo al collega Giuseppe Sarcina: dopo che gli Stati Uniti hanno appoggiato per 3 anni la resistenza degli ucraini, ora Trump dice apertamente di non essere dalla parte di Kiev. Si colloca a metà strada tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, ma in realtà Trump non sta solo cercando di chiudere un accordo di pace in Ucraina, vuole costruire un solido rapporto di collaborazione con la Russia. Siamo quindi davanti a più strappi. È una rottura che può diventare decisiva tra Stati Uniti e Ucraina. È una rottura tra USA ed Europa, è anche una rottura interna all'America, visto che i parlamentari democratici e repubblicani sono favorevoli a sostenere Zelensky e mantenere vitale l'alleanza atlantica. Per Zelensky e gli ucraini il rischio è enorme, sarà sottoposto a una pressione enorme ed è probabile che Trump lo escluda dalle trattative e raggiunga da solo un'intesa con Putin.
Del resto è il metodo che ha usato in Afghanistan quando ha raggiunto un'intesa coi talebani senza coinvolgere gli alleati che avevano combattuto per 20 anni a fianco dell'America. Per Zelensky sarà molto difficile continuare la lotta. Il presidente ucraino se n'è andato senza firmare l'accordo sulle terre rare. Trump potrebbe ripensarci? Non credo. Non si capisce neanche quanto valga effettivamente quell'intesa. Penso che Trump voglia chiudere la guerra in qualunque modo. Non intende spendere più soldi per questo e ha fretta di lavorare con Putin. Cosa possono fare gli europei? Anche per loro la pressione è enorme. Diversi leader europei hanno dichiarato la volontà di continuare a sostenere l'Ucraina. Ma è un dato di fatto che negli ultimi 3 anni si è capito che hanno una limitata capacità di sostituire gli americani. Ora dovranno affrontare un drastico cambiamento negli equilibri mondiali. Trump è un avversario dell'Europa? Questa settimana Trump ha avuto un incontro abbastanza buono con Macron, oltre che col britannico Starmer. Ma la verità è che Trump non appoggia l'Unione Europea, appoggia invece le forze euroscettiche, i populisti filorussi, i movimenti nazionalisti. In alcuni casi, come l'AfD in Germania, partiti considerati antitetici alla democrazia. Non so se i leader europei possono giurare che gli Stati Uniti saranno un partner autentico. Per Putin è un gran colpo. Sì, Putin ragiona su una prospettiva di lungo periodo. Anche lui vuole dividere l'Europa. Vi voglio a questo punto, visto che si è parlato delle terre rare, leggere appunto l'intervista che Alessandra Ricciardi su Italia Oggi di stamattina pubblica. Ha intervistato Gianclaudio Torlizzi, fondatore di T-Commodity. Lui tra l'altro è stato in passato già nostro ospite in quel di Zoom, ma lo richiameremo quanto prima. Sentite che cosa si sono detti i due. L'accordo bilaterale, chiede la Ricciardi, prevedeva lo sviluppo congiunto della ricchezza mineraria dell'Ucraina, con l'investimento da parte di Kiev della metà dei propri ricavi in un fondo di nuova creazione. Ma perché firmare un accordo per firmare un accordo per la fine della guerra russo-ucraina si è partiti da una prova di intesa economica tra Ucraina e USA? Risposta: perché è cambiato il mondo. L'accordo USA-Ucraina era in prospettiva prodromico alla cessazione definitiva del conflitto russo-ucraino con una spartizione del Donbass. Gli Stati Uniti con la presidenza Trump sono passati rapidamente da un approccio liberale dell'economia a un'economia che è fondata sulla geopolitica. L'obiettivo finale è indebolire la Cina, arrivando a un tavolo con un potere negoziale il più forte possibile. E cosa c'entra l'accaparramento delle materie prime? In questo nuovo corso, è la risposta, le materie prime rappresentano un pilastro per diverse ragioni. La prima perché non puoi innalzare la capacità produttiva senza averne a sufficienza e a basso costo. La difficoltà d'approvvigionamento è il vulnus del mondo occidentale verso le autocrazie. Per avviare un processo di sviluppo industriale e mantenere alta la competitività è necessario avere costi di produzione bassi. La Cina oggi è il sistema industriale più competitivo per costi e penetrazione dei prodotti sui mercati occidentali. Pechino ha anche un governo dell'economia che ha fissato obiettivi chiari e perseguito strategie profittevoli. Non si è limitata a utilizzare a pieno regime le proprie potenzialità dei propri giacimenti, ma ha stretto accordi vantaggiosi con paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina per lo sfruttamento delle loro risorse. Mentre noi in Europa inseguivamo le follie del Green Deal, la Cina si è attrezzata per essere il primo produttore di beni ad alto tasso di tecnologia e bassi costi. E oggi le auto elettriche cinesi che hanno invaso il mercato non sono affatto prodotti di serie B, solo per fare un esempio. L'Europa non ha questa consapevolezza. È stata investita da uno tsunami di realpolitik con gli USA che senza tanti peli sulla lingua le hanno tolto lo status di interlocutore, riconosciuto invece alla Russia, e ancora non dà segni di resipiscenza. E poi, a proposito dell'Europa, dice quale sarà il suo futuro. L'Europa agli occhi degli USA è del tutto irrilevante, non ha nessuna voce in capitolo perché non ha nulla da offrire, non ha una visione unica, non ha una difesa comune, neppure una politica industriale. L'unica visione è stata quella controproducente del Green Deal di cui non vi è ancora piena consapevolezza a leggere il Green Deal partorito dalla Commissione europea, che continua a insistere con una policy dirigistica e non di mercato.
Zero investimenti poi per gli approvvigionamenti di materie prime. Nel nuovo mondo l'Europa rischia di diventare terreno di spartizione tra Stati Uniti e Cina. Perché sono così importanti le terre rare? Guardi, le terre rare sono piaciute tanto ai giornalisti forse perché evocano qualcosa di sconosciuto e prezioso. Tecnicamente parlando, le terre rare sono 17 dei 118 elementi della tavola periodica e di questi 17 elementi l'Ucraina è sostanzialmente priva. E quindi l'Ucraina ha altre risorse strategiche come titanio e grafite usati nella difesa e nelle batterie elettriche, gas e carbone necessari come fonti energetiche, minerali di ferro utili per la produzione dell'acciaio. Il titanio è molto importante, l'Ucraina ne ha il 7% delle risorse mondiali. Tra l'altro i suoi depositi sono associati allo zirconio, che è materia prima molto utilizzata nella difesa perché può resistere a temperature molto elevate ed è usato per gli aerei ipersonici e i veicoli spaziali. L'Ucraina è costretta a firmare o ha interesse a firmare l'accordo con gli americani? Kiev ha interesse a firmare, può ripagare gli Stati Uniti per una parte degli aiuti ricevuti ed essere messa nelle condizioni di sfruttare i propri giacimenti. Potrà inoltre contare su un presidio di sicurezza per i nuovi confini. Richiedere oggi all'Ucraina la restituzione degli aiuti non è un atteggiamento predatorio, no, è un atteggiamento realistico. Trump deve rispondere al suo elettorato e fare gli interessi degli americani. Tac. Mi pare che Torrizzi abbia le idee ben chiare sull'argomento, molto ben chiare. Bella gente, voi che ne pensate? 340-670-9659. Tra l'altro, questa storia che non ci sono le terre rare in Ucraina non la riporta solo Italia Oggi, ma c'è anche un altro focus che ora vi vado a prendere a pagina 3, eccola qua, Il Giornale, perché Alberto Bellotto scrive proprio questo: il rischio scatola vuota sulle terre rare, stime su carte vecchie e niente infrastrutture. Caramba, che sorpresa! Il pressing USA non fa i conti con i pareri degli esperti. Le miniere censite solo in era sovietica e per l'estrazione servono gli impianti. Cosa scrive Bellotto? Bellotto scrive che sostanzialmente il primo problema è la reale quantità di materiali. Le stime si basano su vecchi documenti dell'era sovietica redatti tra gli anni 60 e gli 80. La missione arriva anche da Kiev. Roman Opimak, ex direttore dello Ukrainian Geological Survey, parlando con think tank S&P Global, ha ammesso che a oggi non ci sono valutazioni recenti. Su questo punto pesano anche le stime dell'agenzia statunitense US Geological Survey, secondo cui l'Ucraina non può essere considerato un paese con riserve significative di terre rare, i 17 elementi chimici indispensabili per diversi comparti dell'industria come armamenti, smartphone, turbine eoliche. Ma, nota Bloomberg, anche ammettendo che l'Ucraina ne abbia in abbondanza, l'intero mercato globale di questi minerali vale circa 15 miliardi di dollari all'anno, ben poco se comparato con altre industrie. Emblema di questi limiti il giacimento di Novopoltavsky, uno dei 6 depositi di terre rare nel paese che si trova a ridosso del fronte, aperto tra il 1978 e il 1991 e tuttora chiuso per difficoltà idrogeologiche nel processo di estrazione. E insomma, qua il discorso si fa abbastanza complicato, direi. Beh, complicato. È chiaro che Trump, secondo voi, dice, ma non ci sono le terre rare. Sì, però guarda, petrolio, zirconio, tutto quello che gli serve c'è. Tanta altra roba c'è. Allora, l'Europa cosa fa in tutto questo? L'Europa che non conta niente. Ecco, siamo a pagina 4, scenari internazionali, il collega Francesco De Remigis, l'Europa sta con Kiev, resta il nodo delle armi. Il sostegno dei leader dell'Unione Europea, Macron apre una condivisione dell'ombrello nucleare francese. E allora che cosa accade? Accade che la perfida Albione chiama i paesi a raccolta, ma Starmer prima allarga il tavolo a 16, pure l'aspirante mediatore, la Turchia, alla riunione sulla difesa comune e sulla sicurezza dell'Ucraina, oltre agli scandinavi e ai vertici UE e NATO.
Poi lascia fuori le 3 repubbliche baltiche, ex sovietiche ed esposte ai maggiori rischi. Con loro fa sapere Londra solo una video call prima del summit. Una miccia che in serata fa sbottare un diplomatico che parla off the record di tradimento. A Mosca penseranno che siamo stati venduti non solo dagli USA, ma pure dal Regno Unito e dalla Francia. Si ricomincia da capo a Downing Street dopo la già inefficace azione dell'Eliseo. Macron ieri sera ha dichiarato di essere pronto ad aprire la discussione sull'allargamento della deterrenza nucleare francese. E Putin, non Zelensky, a giocare alla terza guerra mondiale, ha detto. L'inquilino dell'Eliseo ha visto il cancelliere in pectore Friedrich Merz, che è pronto a togliere il freno ai conti pubblici per gli investimenti in difesa. E seppur prima d'aprile il conservatore difficilmente avrà il portafoglio in mano, a Londra il messaggio troverà la strada spianata dall'Italia, pronta ad alzare la sua percentuale di PIL al 2%. Londra propone una banca per il riarmo che non guardi ai confini di Bruxelles, ma a quelli geografici dell'Europa. La Russia per gli Sherpa è una minaccia. E anche se Putin è stato sdoganato dall'azione di Trump, allarma l'ipotesi fatta ieri da Mosca di riaprire i collegamenti aerei tra Federazione e States, nessuno tra i 27 più 1 nega che si debba essere pronti. Nel frattempo c'è da fermare una guerra di invasione e tamponare l'arroganza di Trump. Macron ricorda: c'è un aggressore russo, bisogna rispettare chi lo combatte fin dall'inizio. Il premier spagnolo Sánchez ribadisce: Ucraina, la Spagna sta con te. La Polonia, presidente di turno del Consiglio UE, si rivolge a Zelensky: cari amici ucraini, non siete soli, scrive su X il premier Tusk. Caro Zelensky, non sei mai solo, twittano all'unisono la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. La tua dignità onora il coraggio del popolo ucraino, sii forte, coraggioso e impavido. Impegni concreti e comuni sulla difesa servirebbero quanto prima anche per proiettare l'Unione Europea come soggetto politico nel futuro tavolo di trattative in vista del Consiglio Europeo straordinario il 6 marzo, quando i 27 ospiteranno Zelensky. Riarmarsi, pagare, programmare, agire, sempre più da soli, visto che gli USA sembrano pronti a disimpegnarsi dall'Europa con la stessa velocità con cui The Donald ha costretto Zelensky a lasciare la Casa Bianca. Può nascere l'Europa adesso? Per davvero? Bah. C'è a questo punto Riccardo Molinari che sempre su Il Giornale parla e dice: la linea della Lega è trampiana, stiamo coi più deboli lasciati alla sinistra. Tra noi c'è confronto sulla politica estera, ma c'è una linea comune. E dice appunto Romeo al collega Fabrizio De Feo, la Lega, no Romeo, Molinari. La Lega ha una linea trampiana in quanto Trump, come il centrodestra e la Lega d'Italia, incarna un'attenzione per il mondo del lavoro, le classi sociali più deboli che la sinistra ha abbandonato. Trump è uno che ha vinto contro la sinistra della cultura woke e gender, che ha sostituito le battaglie per i diritti sociali con quelle per i diritti civili, fino al rigetto delle classi sociali più deboli. La stessa cosa è successa in Italia con la Lega e con le nostre battaglie contro le politiche green che stanno affossando l'automotive facendo salire i prezzi alle case. Non so se il nostro rapporto potrà aiutare Trump a dialogare con l'Europa, ma ci auguriamo che il nostro rapporto con i repubblicani aiuti ad avere relazioni bilaterali sempre migliori tra Stati Uniti e Italia. E a proposito dei dazi, sulla possibilità che le aziende italiane finiscano per pagare i dazi, è evidente che un rischio c'è e per questo l'Italia e il governo italiano devono lavorare con l'amministrazione Trump per evitare che questo accada. È uno dei motivi per cui dovremmo contrattare sui dazi a livello nazionale e non a livello europeo. Gli Stati Uniti sono arrabbiati con l'Europa innanzitutto per l'espansionismo mercantilista tedesco. Certo non sfugge che nel momento in cui i dazi ci fossero, ad esempio sulle auto tedesche, questo porterebbe un danno anche alla nostra filiera della componentistica e la cosa chiaramente ci preoccupa. Il lavoro diplomatico che dobbiamo fare è cercare di tutelare le nostre aziende in un rapporto diretto con gli Stati Uniti. Su Zelensky, Trump ha assunto posizioni apparentemente molto diverse nel giro di poche settimane. In quale delle due posizioni crede? Trump lo conosciamo, a volte lancia provocazioni, lo ha fatto col Messico e il Canada, minacciando dei dazi molto alti, addirittura minacciando di voler annettere il Canada.
Su Zelensky ha usato parole difficilmente accettabili, ma è chiaro che non può esserci un tavolo di pace senza la presenza dell'Ucraina. Trump però ha il merito di aver avviato un tavolo di pace. Abbiamo sempre detto che l'Europa doveva fare una mossa, l'ha fatta Trump. Ovviamente la pace non potrà prescindere da un accordo con l'Ucraina, ricordando che se oggi può esserci un tavolo di pace è perché USA, Italia e alleati hanno sostenuto economicamente Kiev, ma non possono essere altri a trattare conto terzi. Trump sta facendo valere il proprio peso politico e credo che dopo la fase della provocazione arriverà quella dei risultati, lasciando perdere ipotesi come quella di Macron che vorrebbe soldati europei in Ucraina e che come Lega riteniamo improponibile. Sulla politica estera esiste un confronto reale, una dialettica interna nella Lega? In Lega il confronto c'è sulla politica estera e su tutti quanti i temi. È evidente che possono esserci sfumature diverse, ad esempio un governatore può avere una visione diversa da un ministro, o un parlamentare esprimersi con sensibilità diversa da un altro. L'importante è avere lo stesso posizionamento comune. Siamo tutti d'accordo che bisogna battere questo schema d'alleanza tra socialisti e popolari che in Europa non ha portato nulla di buono e temiamo non porti niente di buono per il futuro. Poi, per quanto riguarda gli Stati Uniti, è evidente che essendo un partito territoriale, identitario e di centrodestra, non possiamo che stare con i repubblicani. A proposito di un eventuale dialogo con Merz, assolutamente sì, la Germania è la locomotiva dell'Europa, è un alleato strategico dell'Italia, abbiamo economie interconnesse in tanti settori. È chiaro che dobbiamo dialogare con lui nella speranza che non ceda un'alleanza popolari socialisti. Noi speriamo che CDU-CSU abbia il coraggio di dialogare anche con i partiti di destra e speriamo che non si dimostrino così falchi sul piano economico e del rigorismo perché questo danneggerebbe il nostro paese, ma che capiscano che è necessario allentare il rigore della finanza pubblica perché vista la crisi internazionale, lo spettro dei dazi americani, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, permettere agli Stati di usare le loro risorse pubbliche per sostenere il mercato del lavoro e della produzione sarebbe molto utile. Trovandoci facendo, a proposito dei dazi, ne parla Claudio Borghi, non qui sulla Verità, ma sul Libero. E poi c'è anche Alberto Bagnai che ha detto la sua. Eccolo qua, Claudio Borghi su Libero, che dice una serie di cose. Intanto sui dazi con gli USA l'Italia tratti da sola è l'unica soluzione. Il responsabile economico della Lega spiega perché conviene stare con Trump. Dobbiamo sfruttare questa amicizia. Oggi le opportunità sono maggiori dei rischi, approfittiamone per smontare l'Europa del globalismo. Fabio Rubini parla con Borghi e gli dice: ma lei è d'accordo con tutto quello che Trump ha detto in questo inizio di mandato presidenziale? Non è necessario concordare su tutto, risponde lui, ma è un fatto che in questo momento storico i nostri interessi possano coincidere. Serve un'Italia forte. Se la politica di Trump ci aiuta a smontare questa Unione Europea, allora dico viva Trump. Nella Lega la pensano tutti come lei? 25 anni di globalismo hanno portato l'Italia a impantanarsi coi salari bloccati e la legge Fornero sulle pensioni. Per un partito autonomista, federalista come la Lega, il mondo del superstato, dell'esercito unico e del mercato unico deve essere combattuto a ogni costo. Dove c'è la Lega non può esserci il globalismo del superstato che non a caso Bossi chiamava Forcolandia. Cosa pensa di Trump che ha detto l'Unione Europea è nata per fregare gli USA? Non me la sento di dargli torto. Oggi Trump è costretto a mettere i dazi perché l'Europa a trazione tedesca ha costruito un sistema che grazie alla moneta unica più debole del marco tedesco ha avvantaggiato la Germania nei confronti degli USA. Prima di parlare dei dazi, ha visto che Trump ha messo alla porta Zelensky, c'è da preoccuparsi? Dobbiamo abituarci a mezzi di comunicazione non convenzionali. È finita l'era dei sorrisi di plastica. Se la gente vede come sono davvero i rapporti tra i leader mondiali, credo sia un bene per la democrazia. Gli imprenditori italiani però sono preoccupati dai dazi, chiedono a gran voce al governo di intervenire. Sbagliano? Capisco la preoccupazione, ma bisogna tenere conto del fatto che Trump negli USA ha una situazione di deficit commerciale che è insostenibile. Per uscire da questa impasse poteva fare due cose: mettere i dazi o svalutare il dollaro.
Ma questa seconda ipotesi sarebbe ancora più rischiosa e penalizzante non solo per il nostro sistema industriale, ma anche per altri settori come ad esempio il turismo. Col dollaro svalutato nessun americano verrebbe più in vacanza da noi, costerebbe troppo, infatti se ne andrebbero tutti quanti in Messico, dove gli costerebbe praticamente niente e farebbero lo stesso le vacanze al mare. Quindi non sono, cioè quello che dice Borghi vi garantisco che è più che fondato. Borghi, un'ultima cosa, è giusto mandare i soldati italiani in Ucraina? No, siamo contrari, lo siamo sempre stati e alla luce di quanto successo ieri alla Casa Bianca sono sempre più convinto che questa sia la posizione giusta. Anche Salvini interviene sulla gazzarra di ieri e dice obiettivo pace, basta con questa guerra, forza Donald Trump. Salvini commenta così su X l'incontro scontro tra Trump e Zelensky, riferisce ancora Libero, e lo fa pubblicando il video nel quale il presidente statunitense accusa quell'ucraino di mettersi in una posizione molto brutta e non avere le carte in regola per farlo. La giornata internazionale di Salvini si era però aperta con una videochiamata al candidato alla presidenza romena Calin Georgescu, che nei giorni scorsi è stato sottoposto a una misura di controllo giudiziario di 60 giorni da parte della magistratura romena a causa di una serie di capi di imputazione a suo carico, tra cui azioni contro l'ordine costituzionale. Nel colloquio Salvini ha definito questa iniziativa un attacco alla democrazia gravissimo e senza precedenti, uno schiaffo di stampo sovietico alla volontà popolare e alla libertà di pensiero e parola. Dal canto suo, Georgescu ha commentato il colloquio col vice premier italiano. Ho avuto una bella telefonata con Salvini. Matteo è un grande combattente per la libertà e la democrazia in Italia e in tutta l'Europa. Grazie mille Matteo per le tue parole di sostegno. Sono sicuro che questo è l'inizio di una lunga amicizia. Andiamo adesso, vi dicevo di Bagnai sul Tempo. Andiamo, dov'è? Eccolo qui, si parla sempre di dazi e anche Bagnai parla col collega Alessio Buzzelli e dice quanto dobbiamo preoccuparci per le misure annunciate da Trump nei confronti dell'UE? Risposta, la scelta USA sui dazi era attesa. L'amministrazione Trump non è nemmeno la prima a prenderla, già quella precedente aveva adottato questo strumento, per il semplice motivo che gli USA hanno da tempo un enorme deficit di conti con l'estero che devono ripianare in qualche modo. E i dazi sono probabilmente lo strumento meno pericoloso per noi. Le altre due armi a disposizione degli USA, infatti, consisterebbero o in una svalutazione del dollaro, con conseguente rivalutazione dell'euro e una minor convenienza ai beni italiani sul mercato americano, oppure un piano d'austerità, stile Monti per capirci, attraverso il quale verrebbero tagliati i redditi e dunque la domanda, cosa che parimenti danneggerebbe le nostre esportazioni. I dazi invece hanno, tra le altre cose, il vantaggio di essere selettivi. Non essendo noi il principale obiettivo di siffatte misure, possiamo immaginare che l'Italia abbia buone possibilità di trovare una strada per uscirne bene. Niente allarmismi, insomma. L'Italia dunque, per citare un suo libro, può farcela? Assolutamente sì. Noi dobbiamo partire da una considerazione di fondo. La presidenza Trump sta al PD come la caduta del muro di Berlino sta al PC. Per loro è una frattura antropologica che non riescono a gestire, perché non l'hanno vista arrivare perché hanno chiuso gli occhi. C'è una parte rilevante della macchina mediatica dove l'internazionale Dem è sovrarappresentata, che ha interesse a dipingere scenari catastrofici. Io lo chiamo stracciavestitismo, una postura già vista per esempio al tempo della Brexit, ma la realtà, oggi come allora, si sta incaricando di smentire tale rappresentazione strumentalmente apocalittica. Ecco, mentre qui si discute di cose serie, l'Europa che cosa fa? L'Europa, signore e signori, l'Europa, signore e signori, finisce per occuparsi ancora una volta di, definitelo voi, stop al Nutri-Score, l'UE cancella la pagella agli alimenti grazie al pressing fatto dall'Italia. Salta il Nutri-Score, il sistema di etichettatura dei prodotti alimentari sviluppati in Francia e pensato per semplificare l'identificazione dei valori nutrizionali di un prodotto alimentare attraverso due scale, una cromatica dal verde al rosso e una alfabetica dalla lettera A alla E.
Sarebbe la vittoria del buonsenso che conferma la validità della nostra intensa battaglia a difesa della certezza e chiarezza nelle informazioni sui cibi a tutela dei consumatori, ha commentato il presidente di Confagricoltura Massimiliano Gianzanti, sulle indiscrezioni dell'annuncio della Commissione europea di voltare pagina sull'etichettatura degli alimenti a favore di una futura proposta che non copierà nessun sistema esistente, pertanto neanche l'etichettatura a semaforo del Nutri-Score. Insomma, la questione è semplicemente rimandata. Andiamo bene. Sono le 9, 1 minuto e 7 secondi. Noi ci fermiamo un momento, tiriamo il fiato direttamente dal musical Hair 1968, The Flash Failures, Let the Sunshine In. E allora apriamo le finestre al sole. Vai, Sveva! A te la linea, Antonino. E allora, let the sunshine in, facciamo entrare il sole. Ce n'è bisogno di sole in queste giornate che sembrano essere un po' buie. Facciamo un accordo. That's the deal, come direbbe Trump. Alle 9:15 apriamo i telefoni e ce ne andiamo dritti in finale fino alle 10.
Però voi mi fate finire un attimo sta rassegna stampa, perché ci sono altre 2 o 3 cose che vi vorrei narrare. Tra l'altro ora vi leggerò le zappe che sono arrivate. Io vi voglio fare vedere questa cosa, perché cioè dice: ma come sta il Papa, l'informazione vaticana? Ecco, questa è tutta l'informazione vaticana sulla salute del Papa. La leggo per chi mi segue alla radio. Home, questo è il sito del Vaticano ufficiale, Sala Stampa, Home, comunicazione ai giornalisti, 1 marzo 2025, la notte è trascorsa tranquilla, virgola, il Papa sta riposando, punto. Bocca mia, taci, che è meglio. Allora, parliamo di bollette, va. No, sono arrivate le zappe, fermi tutti. Vi voglio leggere intanto questa prima zappa che arriva. Non so chi si sia. Ogni tanto firmatevi quando le mandate, perché se no poi manco è giusto, insomma, intervenire in anonimato. Trump ha fatto benissimo a cacciare questo pagliaccio presuntuoso, io credo anche corrotto, che crede di poter prendere per il fiocco governi e cittadini che lo hanno foraggiato. Credo sia andato negli USA per fare propaganda e dividere gli USA dai governi UE, dice questo nostro ascoltatore. Ancora, Lorenzo da Como, buongiorno Antonino. Ieri buongiorno a te intanto Lorenzo, ciao. Ieri Zelensky ha parlato a nome degli ucraini che, dopo morti e distruzione nel loro paese, sperano ancora di poter ripristinare la situazione preguerra. Ma gli USA hanno già deciso per qualcosa di diverso, che certamente porterà agli Stati Uniti dei vantaggi, ma sicuramente porrà fine al conflitto. Zelensky non può fare altro che rassegnarsi, o meglio, rassegnare prima le dimissioni, così esce di scena come colui che ha combattuto finché ha potuto, non come uno che si è dovuto piegare a poteri più forti. Buona giornata. Ma parliamoci chiaro, non è che Zelensky è andato da Madre Teresa di Calcutta ieri a chiedere la mediazione o a firmare l'accordo con le terre rare. È davanti a un mediatore anch'egli interessato, perché ragazzi, parliamoci chiaro, questo è il tempo della realpolitik, guardiamo il mondo per quello che è. Manco il cane muove la coda per niente. Allora, il concetto è molto semplice. C'è una macchina bellica come quella russa che sta attuando nei confronti dell'esercito ucraino. Infatti Trump gliel'ha urlato ieri, quando è lo stesso Vance. Attenzione, dentro quella stanza, questo forse molti non lo hanno considerato, quello che poteva davvero aiutare Zelensky nella conversazione era proprio Vance, perché Vance è un ex marine che è stato al fronte in Iraq. Cioè, di tutti quelli presenti in quella cacchio di sala, l'unico che ha visto la guerra per davvero era proprio Vance. Altro che fargli il discorso: sei mai stato in Ucraina? No, ma sono stato a Baghdad, cacchio. E lo so cos'è una guerra. Questo gli poteva dire Vance. Allora, il punto è che in quella situazione Zelensky, cioè tu ti trovi, lo stesso Vance gliel'ha detto, addirittura fate i tour propagandistici per arruolare la gente, mandate i coscritti al fronte. Lo stesso Trump gli ha gridato: tu ormai sei a corto di soldati, ogni giorno muoiono da ambo le parti qualcosa come 2000 militari, per cui che cosa vuoi fare ancora? Cioè, ma i russi ormai hanno attuato verso l'Ucraina con la loro macchina militare, e già hanno perso quasi 1 milione di vite, quello che Falkenhayn tentò di fare contro i francesi a Verdun nella Grande Guerra, cioè cercano di dissanguare l'alleato. Nel caso dei francesi, la cosa, insomma, i francesi tennero e venne il famoso motto di chi era? Del generale Foch, se non sbaglio, che disse non passeranno, e in effetti i tedeschi non sfondarono a Verdun. Ma qui i militari stanno finendo, perché quando tu cominci a mandare i coscritti al fronte, dopo sapete cosa c'è? Non ci sono i ragazzi del 99, ci sono i sedicenni, né più né meno come nelle ultime battute della Germania nazista, quando gli alleati pigliavano e i russi pigliavano
i ragazzini di 16 anni che si arrendevano piangendo. Quindi bisogna anche essere realisti. E come ha detto Trump, che avrà pure il pelo sullo stomaco, quello che volete, ma ripeto, questo è il tempo della realpolitik. Vuoi ottenere qualcosa, devi per forza fare delle concessioni. Vale nella vita come nella politica. Se poi vogliamo fare la cosa della lotta in eterno, allora facciamo la lotta in eterno, però non è questo, non è questa la realtà, non è questo il tavolo su cui si gioca. Ancora, Marco, l'Europa aveva un grande vantaggio, quello culturale, ma l'hanno buttato nel cesso. Ricordo la massima di Cristo, cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi verrà dato in più. Chiaro? Ma Marco, l'Europa non è una respubblica cristiana da quel dì, almeno dal Medioevo, anche prima. Sembrerebbe un estremo tentativo di Zelensky di coinvolgere anche l'Europa al tavolo con Trump e Putin, Marco da Milano. No, non credo. L'Europa deve capire che vuole fare da grande, Marco. Buongiorno Antonino, lei è un grande giornalista. Prego, i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno. Ma mi spieghi cosa dovrebbe mediare Zelensky con un criminale che ha distrutto un paese per prendersi le terre rare? Lei medierebbe con uno che entra in casa sua a fregare tutto? Massimo. Ascolta, il punto non è che intanto, come vedi, non sappiamo se ci siano davvero le terre rare e quante ce ne siano. Semplicemente questo è un paese che dopo 3 anni di eroica lotta, perché hanno combattuto come dei veri leoni, ormai è arrivato a corto, anche come uomini, cioè nel momento in cui tu non hai più gente da mandare al fronte, che fai? Questa è una guerra che dura da 3 anni. Non c'è stato il colpo del KO da parte dei russi. Non c'è stato il regime change che Mosca voleva avere. Non c'è stata la conquista integrale dell'Ucraina. Gli ucraini si sono difesi, ma ormai la situazione è diventata insopportabile. Quando la situazione diventa insopportabile, che cosa puoi fare? L'unica cosa che puoi fare qui è scegliere tra perdere o straperdere, perché questo è il mondo. Cioè, l'alternativa qual è? Che l'Europa entri in guerra a fianco di Kiev? Benissimo, entriamo in guerra a fianco di Kiev. E dopo che ne sarà di noi? Soprattutto di un continente che in questo momento non è in grado di ripianare perdite militari, di ripianare... cioè, noi abbiamo una produzione militare che è ancora ai livelli dei tempi di pace, di disarmo e quella. E poi che si fa? Si va in guerra e in Italia, secondo te, noi avremmo la gente compatta per andare in guerra con cosa? Per andare in guerra ci vogliono i carri armati, ci vogliono gli equipaggiamenti. I russi hanno impiegato anni a costruire quello che poi hanno rovesciato sull'Ucraina. E noi quanto tempo invece possiamo durare? Questo è il punto. Cioè, si vis pacem para bellum, ma il bellum si para giorno dopo giorno aumentando le spese militari e così via. Prova a fare questo discorso di aumentare le spese militari in Italia. Già Conte è da un mese che va gridando che i soldi non si devono spendere nelle armi, che bisogna essere disarmati, dobbiamo essere per la pace, dobbiamo essere qua, dobbiamo essere là. E poi ti difendi coi trick track e le botte a muro. Questa è la realtà in cui viviamo, signori. E questo è un mondo nel quale le autocrazie ci sono e, come diceva il vecchio Kissinger, che ci manca tanto, l'unica cosa è trattare con loro, dialogare con loro, se vogliamo fare realpolitik. Se poi vogliamo fare il discorso che noi siamo noi e gli altri non sono una mazza, possiamo farlo pure. Però non lo so quant'è che duriamo. Andiamo avanti. Parliamo di bollette, lo sconto sulle bollette si allarga per i redditi bassi, sale a 500 euro, siamo su Repubblica, fondi divisi a metà tra aiuti alle famiglie e alle imprese, Giorgetti sorpreso dalla Premier che gli ruba la scena sui social, un modo per mortificarmi. Vediamo un po' allora cos'è questo jolly che vale fino a 500 euro, secondo quanto la Meloni ha detto sui social, appunto,
per questa misura approvata dal Consiglio dei Ministri, uno sconto straordinario per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. La stragrande maggioranza potrà contare, ha detto la Meloni, nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro, un contributo che salirà fino a 500 euro per chi ha già i requisiti per il bonus sociale, quindi i nuclei fino a 9.530 euro, rivendica la Premier. Bonus e famiglie. Il perimetro degli aiuti include anche le imprese piccole e medie insieme alle grandi energivore. Le risorse del provvedimento da circa 3 miliardi sono divise quasi a metà. 1,6 miliardi per gli sconti alle fatture di luce e gas dei clienti domestici, mentre 1,4 serviranno a finanziare le misure per le aziende. Nello specifico, 600 milioni saranno destinati alle agevolazioni per le forniture alle piccole e medie imprese, mentre altri 600 alimenteranno il fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Alle energivore, oltre che alle PMI, arriveranno dai ricavi delle aste ETS per le emissioni di anidride carbonica. Nel pacchetto c'è anche il taglio degli oneri di sistema per le più piccole. Le misure piacciono a Confindustria, anche se il presidente degli industriali, Emanuele Orsini, invita a risolvere a Bruxelles il nodo delle speculazioni sul prezzo del gas al TTF, il mercato europeo di riferimento. Con il decreto arriva anche la bolletta trasparente. L'obiettivo, spiega una nota di Palazzo Chigi, è consentire un'agevole leggibilità delle offerte e contratti anche con la previsione di documenti di tipo da parte di ARERA, l'ex autorità dell'energia. Spetta al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti entrare nel dettaglio delle misure durante la conferenza stampa che parte a Palazzo Chigi nello stesso istante in cui la Premier fa capolino sui social. Lo stesso decreto un doppio annuncio. Giorgetti non risponde sull'opportunità dell'accavallamento della Presidente del Consiglio, ma nel retro della sala stampa si sfoga col collega all'ambiente Gilberto Pichetto Fratin. È un modo per mortificarmi. Pesa la riscrittura del decreto imposta dalla Premier, che lunedì aveva bollato la bozza come non soddisfacente. In CDM passa anche il disegno legge delega sul nucleare, ma la strategia contro il caro energia non convince le opposizioni. Mancano misure veramente strutturali, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Solo un decretino per il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte. 0292947222, da questo momento il telefono è aperto e voglio raccontarvi, per concludere, per dirvi com'è che siamo messi, questa inchiesta del Quotidiano di Sicilia a proposito dei LEA, le prestazioni appunto i livelli essenziali di assistenza. Ci sono i dati del Ministero della Salute, allarme rosso per il Sud, Sicilia e Calabria tra le regioni peggiori d'Italia. Cosa ha analizzato sostanzialmente questo documento del Ministero della Salute? Documento tra l'altro che ha sollevato polemiche, difatti lo stesso governatore della Lombardia, Attilio Fontana, si è lievemente incazzato, per non dire anche troppo, e dice noi altri al 7° posto quando mai, e non è che abbia tutti i torti il buon Fontana. E in particolare, diciamo così, quello che dice appunto il Quotidiano di Sicilia è questa cosa qua. C'è un'Italia che si contende il primato per i migliori servizi offerti all'interno dell'ambito sanitario, poi ce n'è un'altra che sembra quasi essersi accontentata di rimanere agli ultimi posti della classifica nazionale. La prima è l'Italia del Nord, dove i livelli essenziali d'assistenza, i LEA, secondo il monitoraggio diffuso nei giorni scorsi dal Ministero della Salute, hanno raggiunto i risultati più convincenti. La seconda è rappresentata dal Mezzogiorno, dove ci sono regioni come la Sicilia e la Calabria che non hanno raggiunto il livello di sufficienza in ben 2 indicatori su 3. Ancora una volta, dunque, ci troviamo davanti a un paese spaccato a metà che inevitabilmente mette a confronto cittadini di serie A, quelli che hanno i servizi migliori, e altri di serie B, che devono conseguentemente accontentarsi delle briciole. A fare il punto sul sistema sanitario italiano, come già accennato, è stato il Dipartimento della Programmazione dei Dispositivi Medici, Farmaco e Politiche a favore del Servizio Sanitario Nazionale che ha diffuso il monitoraggio dei LEA attraverso gli indicatori core del nuovo sistema di garanzia, riferito all'anno 2023.
All'interno dello studio si spiega come esso si articoli in 88 indicatori relativi ai 3 macro livelli o macro aree di assistenza: prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera, ai singoli LEA e essi afferenti, e ai percorsi diagnostico, terapeutico e assistenziali che riguardano più livelli di assistenza. All'interno del sistema di garanzia è individuato un sottoinsieme di indicatori chiamato CORE, in grado di cogliere sinteticamente l'erogazione dei LEA sul territorio nazionale. Allora, in che cosa si traduce questa cosa qua? Si traduce nella storia che la stampa pubblica oggi a pagina 18 e che segnalo insomma alle 9:21 minuti e 12 secondi alla vostra attenzione. Ognuno tragga le sue conclusioni. Pagina 18 della Stampa, servizio di Riccardo Arena. Maria Cristina Gallo: in Sicilia ho atteso 8 mesi l'esame istologico per il tumore, vado a Milano, spero di salvarmi. La professoressa di Mazara del Vallo: la malattia nel frattempo si è diffusa, adesso ho le metastasi. Non provo rabbia, la mia denuncia deve servire a chi non può permettersi di emigrare per curarsi. Non sono animata da rabbia, dice la professoressa Maria Cristina Gallo, insegnante di italiano e storia in un istituto superiore di Mazara del Vallo. Non sono animata da rabbia, la mia storia deve servire da monito e va denunciata per i miei figli, per le persone che non hanno soldi e non si possono permettere le cure fuori, per gli utenti della sanità pubblica siciliana. Non deve servire per me, ormai per me le cose sono andate come sono andate. E sono andate così. Operata per un fibroma il 14 dicembre del 23 a Mazara, città in provincia di Trapani, la professoressa Galla ha ottenuto il referto, molto negativo per lei, dell'esame istologico il 12 agosto 2024, 8 mesi e 4 solleciti di fide scritti da un avvocato dopo. Il tumore nel frattempo aveva agito in silenzio quasi. Ora ho le metastasi, spiega Cristina Gallo mantenendo il tono della voce calmissimo, e sicuramente nei polmoni non le avevo, perché 2 mesi dopo l'operazione avevo fatto una radiografia ed erano puliti. Il tumore si è diffuso, è raro e molto aggressivo, ora è al 4° stadio. No, non c'è comunque rabbia nelle parole e nel tono dell'insegnante che ogni settimana va e torna in giornata a Milano, all'Istituto Nazionale Tumori, per affrontare la chemioterapia, in alcuni casi insufficiente o inadeguata, ad esempio proprio per le metastasi polmonari, che non vanno via, e infatti abbiamo dovuto cambiare tipo di chemio. Non si arrabbia neppure quando le viene ricordato che l'ospedale di Castelvetrano, in cui i suoi vetrini sono stati dimenticati, è lo stesso che consegnò il referto dell'istologico in 24 ore al latitante Matteo Messina Denaro. Sì, questa cosa fa riflettere, risponde la paziente che ha atteso troppo a lungo. E io l'ultimo pensiero che avevo era di denunciare quel che è accaduto a me. Mi costa fatica in mezzo a tanti impegni, viaggi, la chemio che faccio andando e tornando da Milano in giornata, a badare ai miei, mio marito, il figlio adolescente che abita ancora con noi. Però se ne deve parlare. Oltre alla denuncia alla procura di Marsala, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè di Forza Italia ha presentato un'interrogazione al Ministero della Salute. La regione siciliana ha disposto un'ispezione. Hai ragione Sveva, è proprio una situazione drammatica. Interverremo con fermezza, lo dobbiamo ai pazienti, dice l'assessore Daniela Faraoni. E lo dice dopo che il manager dell'azienda sanitaria provinciale trapanese, Ferdinando Croce, aveva risposto alle richieste di chiarimenti arrivate da Roma impegnandosi a chiudere entro il 31 marzo con gli istologici di tutto il 24 e fino a gennaio 2025. A me hanno detto, riprende Cristina Gallo, che il mio era uno dei 3.000 casi di questo tipo, che c'era gente in attesa da 12-13 mesi. Quel che io mi chiedo è perché allora continuino ad accettare di fare esami di questo genere se non ne hanno i mezzi, le capacità. Dicono di avere carenze di personale, ma allora perché continuare a illudere le persone? È questo atteggiamento di pressappochismo, di menefreghismo che non va bene. L'ospedale di Mazara non è attrezzato e manda gli esami a Trapani, che li fa eseguire presso il proprio ospedale Sant'Antonio Abate oppure li dirotta a Castelvetrano. Per la professoressa l'istologico doveva essere eseguito in quest'ultima struttura. Ho dovuto indagare per scoprire che fosse finito, racconta, e ricevevo sempre risposte evasive, fino a quando non ho fatto scrivere da un avvocato. Abbiamo dovuto mandare 4 solleciti, 4.
Alla fine ci hanno dato le risposte giuste. Abbiamo scoperto così che non l'avevano mai fatto. Lo hanno eseguito soltanto dopo i solleciti. Nel frattempo c'erano stati i mal di pancia, i dolori, le avvisaglie, confermati poi dal referto il 12 agosto scorso. Ora mi curo fuori, ho dovuto arrendermi pure io che avevo trovato giusto e normale farmi operare nell'ospedale della mia città, Mazzara, sebbene in tanti mi avessero detto di andare via. Allora chiudiamo l'ospedale, rispondevo. Ora invece dico che no, non mi farei più curare qui in Sicilia. All'Istituto dei Tumori a Milano la curiosità è che lavorano tantissimi siciliani. Il mio primario di oncologia è siciliano, gli infermieri sono di Palermo. A Milano ci seguono con attenzione, la struttura funziona. È una cosa che non mi dà pace. Perché la sanità lombarda è celere e funziona e la nostra no? Quando scrivevo all'ospedale di Mazzara, all'ASP di Trapani, notavo invece che era come se li infastidissi. Ecco perché voglio dare voce a chi non ne ha, nel segno del cambiamento. Perché non possiamo avere una Sicilia diversa? Lascio questo alla vostra valutazione e al vostro cuore. Non aggiungo altro. Va bene, si fa per dire che va bene, va malissimo, non bene. Dunque, si sono fatte le 9:26 minuti e 53 secondi, il telefono è aperto allo 029294 7222, se ci sono altre zappe 340 670 9659, scrivete, dite la vostra, perché sapete qual è il fatto? Ora non sto qui a parlare espressamente del caso della professoressa Gallo, che abbraccio con tutto l'affetto del mondo possibile e immaginabile e spero e prego che ce la faccia, che è la cosa più importante. Ma sono queste cose che mi fanno venire la rabbia sorda quando poi sui giornali locali escono le classifiche di Italia Oggi o del Sole 24 Ore e trovi sempre quello che si alza col ditino e scrive che ma no, ma noi abbiamo il sole e il mare, non siamo secondi a nessuno, e queste classifiche ci screditano. Anziché pigliare e dire ma porca vacca, ma se gli ospedali non funzionano, noi che cosa possiamo fare? Diavolo! Questo è il punto. Questo è il punto. Perché non andiamo a cercare i benefattori che si facevano eleggere dicendo vota per me che ti do il posto, e gli andiamo a chiedere conto e ragione di tutto questo, anziché criticare il fatto che escono le classifiche e poi si è ultimi alle 9:28 e 30 secondi. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Sì, ciao Antonino, sono il Walter. Oi, Walter, ben trovato, dimmi. Stamattina pensavo a te con lo scontro Trump, quello che dicevi ieri sera, Trump-Zelensky, e dicevo cavolo che goduria fare la rassegna stampa stamattina. Vabbè, a parte questo, volevo dirti, mi dispiace per quella signora di Mazzara che del tumore, di questi ritardi, però c'è una bellissima inchiesta nella quale risulta che i posti letto in Calabria era nello specifico, e penso che in Sicilia non vada molto lontano, costano molto di più rispetto a quello che costano in Lombardia o al nord Italia. E si potrebbe dire sì, perché c'è una densità di popolazione, non è vero, cioè è proprio un discorso di malavita che è inserita. Ci sono vicende conosciute di fatture pagate 2, 3, 4 volte la stessa fattura, e quindi i soldi arrivano. Ma il problema principale è che se la gente non si ribella, se la gente non si muove, non sarà mai il politico a farlo, perché il politico deve curare i propri interessi. Questo è il dramma incredibile. Diciamo che la sanità pubblica è nata in Italia nello stesso momento al nord e al sud. Perché al nord è diventata quello che è e al sud è diventata quello che è? Ci sarà un motivo, no? Un motivo storico, c'è dentro di tutto. Però lamentarsi come ha fatto la signora, che ha una dignità esagerata, serve a nulla. Bisognerebbe andare a prendere il responsabile dell'ospedale e fargli pagare. Un magistrato deve prenderlo e dire: a causa sua una signora ha sviluppato una malattia,
lei è indagato e verrà processato per questo motivo. Cioè, se non funziona così, non la risolveremo mai. Io guarda, sono 30 anni che sento queste storie qua, diventeranno 40 e spero diventino anche 50, ma è il popolo che deve fare qualcosa, perché chi è sopra, chi viene eletto, non farà mai nulla. Tutto qua purtroppo è un dato di fatto. Noi parliamo, ci sfoghiamo, ma nulla possiamo risolvere. È brutto da dire, ma io la penso così, non so cosa ne pensi tu. Walter, dammi 10 secondi di jingle e poi ti rispondo, perché c'è anche il liberamente da mandare il direttore Giovanni Sallusti. Quindi jingle Giovanni Sallusti, poi riprendiamo perché c'è anche un'altra telefonata. A tra poco. Ok. Ciao. Ciao. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Sai che c'è? Che per te apposta uno spazio nella testa che calpesta ogni mio altro pensiero.